Eder, Mech, Pallister. Alle 8:38 il telefonino registra 11 passi per circa 7 metri totali. Alle 8:38 il contapassi del telefono di Liliana registra un ultimo movimento, dopodiché Liliana chiuderà a chiave la porta e scenderà e inizierà la sua camminata del 14. Dobbiamo quindi dedurre siano le 8:39 quando Liliana lascia il numero 2 di via Verrocchio. La prima registrazione del transito di Liliana avverrà tramite una telecamera della scuola di polizia situata in via Damiano Chiesa. Questa dista 290 metri dal portone di via Verrocchio numero 2. Secondo Google, per arrivare dal suo portone a questo punto, Liliana avrebbe dovuto impiegare 4 minuti. Invece le telecamere registreranno il suo transito alle 8:41:27, il che significa che Liliana, nonostante la spazzatura, sta viaggiando a 6,96 km/h. Ok che è discesa, ma è quasi una velocità da corsa. Alle 8:44 Liliana avrebbe dovuto raggiungere il punto dove viene nuovamente avvistata da una telecamera della polizia. Questo punto dista 350 metri da casa sua. Invece di 5 minuti Liliana raggiunge questo punto in circa 3 minuti e 10. La sua media è sempre alta, anche se leggermente diminuita, viaggia a 6,6 km/h. In 5 minuti ha raggiunto anche la piazzetta dove ci sono i cassonetti ed butterà la spazzatura. Avrebbe dovuto essere lì quindi alle 8:44. E invece la troviamo ai cassonetti alle 8:42:55, il che significa che ha tenuto una media di 6,2 km/h. E qui succede qualcosa perché Liliana inizia a rallentare, impiega ben 53 secondi per liberarsi di 3 sacchi di spazzatura, dopodiché riparte verso Piazzale Gioberti. 210 metri soltanto la separano dall'avvistamento fatto da un autobus che la riprenderà sulle strisce pedonali di Piazzale Gioberti. 210 metri che dovrebbero essere percorsi in circa 3 minuti, Liliana avrebbe dovuto quindi essere lì alle 8:46. Liliana invece raggiungerà questo punto alle 8:50 tenendo una media incredibile, cioè 1,8 km/h, praticamente ferma. È una media inspiegabile, l'unica possibilità è che Liliana si sia fermata per un lungo tempo e questo abbia inficiato la media. In alternativa, l'unica altra spiegazione è che quella ripresa dal bus che risale viale Raffaello Sanzio non sia Liliana. Gli inquirenti a un certo punto diranno che le telecamere della scuola di polizia sono sbagliate di 5 minuti perché si rendono conto che i conti non tornano, ma il GIP dirà che da nessuna parte risulta che queste telecamere vadano spostate di 5 minuti, per cui se si verificherà che gli orari riportati da queste telecamere sono corretti, abbiamo un grandissimo mistero che intercorre dal punto in cui Liliana butta la spazzatura a quando giunge in Piazzale Gioberti. E oltretutto ricordiamo che questo 1,8 di velocità di percorrenza di Liliana confligge gravemente con l'inizio della sua percorrenza, quando lei stava viaggiando quasi a 7 km/h. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.